Tavolo tecnico per la frana del costone di Vincenzella a Porto Empedocle, a convocarlo il prefetto Dario Caputo. Una riunione che intende comprendere l'emergenza e fronteggiarla nel miglior modo possibile. Erano presenti tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, nonché il capo della protezione civile regionale Maurizio Costa e quello del genio civile Rino Lamendola. L'ho voluto fare, ha chiarito il prefetto Caputo, perché il sindaco in questo momento ha bisogno di essere supportata. Si parte dall'assunto che per gli interventi di somma urgenza il comune di Porto Empedocle non ha risorse, considerando che occorrono ben 300.000 euro. Il sindaco Ida Carmina ha appena incassato i 5 milioni e 400 mila euro che sono arrivati grazie alla finanziaria, ma quei fondi sono uno stanziamento straordinario per un comune in dissesto finanziario, quindi non possono essere utilizzati per la somma urgenza del costone di Vincenzella. Così il primo cittadino pentastellato andrà a bussare alla porta del presidente della regione Nello Musumeci, che è anche commissario per il dissesto idrogeologico. Intanto però, secondo quanto stabilito nel vertice di ieri, bisogna, con i lavori di messa in sicurezza, permettere alle persone del condominio Arcadia di via Lincoln rientrare e di farlo in piena sicurezza, ma ancora non è stato possibile stabilire un margine temporale sul rientro a casa delle famiglie evacuate. Da quanto accertato al momento la frana è ancora attiva. La richiesta degli sfollati è di poter rimuovere tempestivamente la massa di argilla e fango che poggia sull'immobile, per evitare che la frana entri negli appartamenti e quindi possa mettere a rischio anche la staticità delle palazzine.